È una situazione comunque che è diversa rispetto a una decina di giorni fa, quando abbiamo avuto il culmine del caldo, le temperature hanno sfiorato i 40 gradi in regione e l'anticiclone è leggermente, diciamo, più distante da noi, diciamo, è più centrato sulla Francia, dove le temperature continuano a essere purtroppo molto elevate. Ancora caldo, domani nuovo picco con bollino arancione a Trieste, situazione ancora più pesante in Friuli dove si toccheranno i 37 gradi. Questo è il quadro fornito dal previsore dell'osservatorio meteo dell'ARPA Sergio Nordio, una situazione comunque non allo stesso livello delle settimane scorse, anche se l'umidità aumenterà il senso d'afa. Resta però l'umidità, questo sì, diciamo che è un po' quello che stiamo vivendo adesso già da ieri, un'atmosfera decisamente più umida, le temperature resteranno elevate almeno fino a venerdì. Quanto a una prima svolta meteo non resta che aspettare il weekend. Quindi abbiamo questa settimana ancora di caldo, poi finalmente con sabato la situazione comincia a cambiare in maniera abbastanza decisa per la nostra regione, arrivano correnti da nord-ovest, quindi correnti settentrionali più fresche progressivamente, quindi già sabato avremo un lieve calo della temperatura, ma poi soprattutto il calo della temperatura sarà più significativo tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quindi avremo una bella pausa del caldo con temperature che la prossima settimana, appunto da lunedì per alcuni giorni, saranno decisamente più basse, rientreremo sui valori normali intorno ai 27 gradi le massime. Occhi invece alla possibilità di precipitazioni anche forti e improvvise sulle zone interne e la montagna, meno probabili sulla costa. Dobbiamo però, prima di questo arrivo di aria fresca, dobbiamo pazientare perché l'atmosfera resta calda e umida e sono comunque possibili, soprattutto in montagna, dei rovesci e dei temporali. Abbiamo visto anche stanotte, stamattina presto, qualche rovescio che è arrivato fino al Monfalconese nella notte, e questo è dovuto a tanta umidità.